della WISP in Friuli Venezia Giulia, allora per la Coppa Trieste, vittoria Basket 4 Trieste, e ovviamente siamo soddisfatti. Monfalcone è rimasta sì, sempre lì a ruota, aveva forse l'ultimo pallone per la parità, ma non ce l'ha fatta. Diamo la parola ai perdenti prima. Allora, caro capitano Chiesini, non siete riusciti ad agganciare mai questo Basket Trieste. Una partita sempre a rincorrere, ci abbiamo messo tutto quello che potevamo, dopo una stagione molto lunga siamo arrivati anche abbastanza stanchi, però complimenti a loro, sarà per la prossima, è andata così quest'anno, ci riproveremo l'anno prossimo. Va bene, una squadra tosta la vostra, nel senso che è molto tosta, bella corposa direi anche, no? Capitano invece del Basket 4 Trieste, prima volta capitano e hai vinto questa. Siamo stati fortunati che alla fine non hanno segnato un canestro importante loro. Sì, squadra bella tosta, eravamo un poco sotto numero. In realtà a metà partita pensavamo quasi fosse un po' più semplice, e invece fino alla fine abbiamo dovuto sudare. Bravo! Perché ecco, è Chenello appunto il capitano della squadra Trieste, che comunque siete sempre stati in vantaggio peraltro. Per fortuna sì, alla fine sono arrivati a meno 3 mi pare, ecco. Insomma dai, forse siamo un po' più vecchi, l'esperienza, in più anche il coach ci ha aiutato molto, e quelli più vecchi. Quelli più vecchi, peccato che sia già finito, quindi che sia finito la stagione, ci sarà la prossima. Ci sarà la prossima, adesso un po' di pausa per tutti perché ci vuole. La prossima settimana saremo anche noi qui a vedere le finali di A1, a vedere un po' la serie superiore, a vedere come dovrebbe essere, se mai ci arriveremo, perché la speranza è l'ultima a morire, e aspettiamo bene il prossimo anno sperando di rincontrarci con qualche nuovo giocatore, nuovo acquisto. Auguri e quindi buon mercato dell'estivo, ci siamo. Grazie.